Benvenuti al Museo Civitatense Basilica di San Simplicio in Olbia. In occasione della manifestazione Chiusi non fermi, oggi andremo a leggere un brano tratto dal libro Nino Visconti di Gallura di Michele Tamponi. Nino Visconti, giudice di Gallura. Chi era costui? Immortalato nel canto ottavo del Purgatorio della Alighieri, che se ne professa amico, giudice n'ingentile, quanto mi piacque, quando ti vidi non essere tra rei. Conosciuto come l'ultimo giudice del giudicato di Gallura, bollato dagli storici pisani come ribelle in lotta con la patria ghibellina, riguardato nei secoli ora come complice, ora come vittima del mitico conte Ugolino, la cui fosca tragedia ispirò poeti, letterati, pittori, cultori, drammaturghi in tutte le epoche. Chi era veramente Ugolino, noto Nino dei Visconti? I commentatori della commedia ne danno una descrizione convenzionale, ricalcata sulle notizie di Jacopo della Lana, Francesco da Butti, Benvenuto Rambaldi da Imola, Graziolo de Bambaglioli e gli altri scrittori del Trecento. La storiografia sarda, sul periodo giudicale, non si spinge oltre le ripetizioni dei dati tratti dalle letterature anteriori. La prematura perdizia del padre, il tribulento Giovanni, divenuto giudice di Gallura, in forza del testamento del cugino Ubaldo Visconti, marito di Adelasia di Torres, poi andato a sposa a Enzo di Austaffen. La tutela del conte Ugolino, suo nonno paterno, la breve e disastrosa esperienza di governo di Archico a Pisa, la cacciata dalla città e la lotta che lo contrappose a essa fino alla morte. Il ritorno in Sardegna nel tentativo di riprendere il controllo del giudicato, l'avvicinamento a Genova, di cui divenne persino cittadino, la fine prematura e misteriosa. Non meno frequente nei versi danteschi è il richiamo alla nuova nozze contratte dalla vedova Beatrice d'Este, figlia di Obizio II, marchese di Ferrara, con Galeazzo Visconti di Milano. Colpa di tanta monotona ripetitività, la scarsità delle fonti, destino assegnato in particolare alla Gallura medievale. Vero è però che l'esperienza giudicale isolana ha lasciato larghe tracce di sé negli archivi e nelle cronache di Pisa, di Genova, della Lunigiana e infine il Regno di Aragona. E proprio su questo folto materiale si può tentare di ricostruire la figura di Nino di Gallura. Una copiosa messe di dati editi, ma rimasti sepolti per secoli, permette di sollevare i veli che ancora lo avvolgono e di vivere la pagante avventura della sua riscoperta. Attorno a lui ruotano molti altri personaggi ricordati nella commedia: la sposa Beatrice, la figlioletta Giovanna, il nonno Ugolino della Gradesca, celebre per l'orribile fine della Torre della Muda, ricantata nel canto 23 dell'Inferno, Rizzardo da Camino, marito di Giovanna, severamente riprovato da Cunizia da Romano nel canto 9 del Paradiso, il suocero Bizzo d'Este, punito tra i tiranni nel canto 12 dell'Inferno, frate Gomita e Michele Zanche, attuffati nella pece dei barestieri del canto 22 dell'Inferno. L'interesse per la figura di Nino non è fine a se stesso. Occorre compiere lo sforzo di sfuggire alle secche delle storie locali e di collocare i singoli episodi sullo sfondo di un più vasto palcoscenico. L'analisi consente così di rivistare le vicende sul finire del XIII secolo. Animarono la Sardegna giudicale, la politica espansionistica di Pisa, la lotta per l'egemonia mediterranea tra questo comune e la Repubblica genovese. Sullo sfondo si agitano le grandi questioni d'Europa medievale, la competizione tra il papato e l'impero, il ruolo di Federico Barbarossa dapprima e di Federico II poi, il peso delle Angioini, le speranze suscitate nei ghibellini dall'audacia generosa degli ultimi epigoni della casa di Svevia, Manfredi e Corradino, le crude battaglie di Montaperti e di Campaldino, che videro i Guelfi nel 1260 e i Ghibellini nel 1289 uscire distrutti dalla lotta fratricida fra la città della Toscana e al loro stesso interno. E ancora le vane attese risposte nell'Alto Arrigo, ispiratore della monarchia dantesca, e il tentativo di restaurazione imperiale di Ludovico di Baviera. Ha ragione chi autorevolmente nota o fa notare che nessuna civiltà giuridica ha conosciuto un tessuto unitario autenticamente europeo come il Medioevo. È certo, in ogni caso, che l'indagine di Ugolino Visconti, giudice gallurese, consente di adattarsi
di addentrarsi tra le ombre di una lunga stagione isolana e di aggiungere qualche tessera al laborioso mosaico che ridisegna l'agitata vita degli individui, delle fazioni, delle città del passato. Lo studioso di quell'epoca è ancora uno storico dell'assenza e dalle lacune, e il compito dei medievisti futuri è proprio quello di far parlare i silenzi attuali. Accostarsi a Nino vuol dire però che anche celebrare l'epifania di un perdente, osservare da vicino l'umana avventura di un personaggio sconfitto dalla storia, ma eterno nella poesia. Giovanni Villani, il mercante fiorentino, autore della storia di Firenze narrata, fino alla morte della peste che lo colse nel 1348, rende testimonianza del suo prestigioso e della sua autorevolezza. In quei tempi la città di Pisa era il grande e nobile stato di grandi e possenti cittadini dei più d'Italia. Era anche in accordo e in unità e mantenga grande stato. Imperò che v'era cittadino il giudice di Gallura, il giudice Ugolino, il conte Fatio, il conte Nieri, il conte Anselmo e il giudice d'Arborea. V'erano cittadini. E ciascun per sé tenea gran corte. Eppure il possente patrizio che faceva luminosa comparsa di ricchezza e di potenza, l'incontrastato capo dei Guelfi che riuniva in sé le due più grandi famiglie cittadine, Visconti della Gherardesca, passò assai rapidamente dai fastidi agli abusi, visse l'ascesa repentina e l'insulto ingiurioso della cacciata, fu oggetto di devozione e di velenose valse, conobbe la gloria del successo e l'amarezza della fuga, provò l'esultanza del vincitore e lo strazio dell'umiliazione, esuberanza di vittoria e asprezza di sconfitta ne contrappuntano l'esistenza.